Amici di Terzo Tempo, buonasera e ben ritrovati. Solitamente noi apriamo la nostra puntata con una introduzione, no? Per farvi capire quale sarà il tema della serata. Beh, il tema della serata innanzitutto è dove siamo, no? Siamo a Trieste, in Piazza Unità, perché stasera il Comitato regionale omaggia l'Under 19 campione d'Italia insieme al governatore Fedriga e non solo, tanti gli ospiti presenti, ma soprattutto omaggerà i ragazzi che stanno posando qui in una delle piazze più importanti della nostra regione, ma anche tra le piazze più belle d'Italia, e poseranno appunto i ragazzi campioni d'Italia. Parleremo di questo, parleremo di questa bellissima serata, ma approfittiamo anche per rivivere in un contesto speciale qua a Trieste una stagione, quella del calcio dilettanti, una stagione fatta di emozioni. Uno dei momenti principali appunto quando in Sicilia i nostri ragazzi hanno alzato al cielo quella coppa, diventando la squadra Under 19 più importante d'Italia. Ma quei ragazzi poi molti sono stati protagonisti nei club dei dilettanti in Friuli Venezia Giulia, una stagione che ha parlato di promozioni, forse inaspettate, che ha parlato di coppe vinte, di doppiette, che ha parlato di salvezze anche insperate. E allora stasera andremo a rivivere tutto questo anche con i nostri servizi. Il tutto ovviamente gestito stasera da qua, da Trieste, per una serata piena di emozioni, le emozioni del calcio dilettanti che vi abbiamo raccontato su TV12 e Tele4. Momenti belli che restano così impressi nella mente. No, 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 yeah. Di quelle che restano così nel cuore della gente, yeah. No, 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 yeah. Le emozioni del calcio dilettanti, sicuramente un'emozione per sempre sarà quella che hai provato mister Roberto Bortolussi in Sicilia, no? Eh sì, una grande emozione, ancora non ci rendiamo conto, solo in questi momenti che passiamo assieme delle belle serate, anche in questo momento diciamo che sono emozioni importanti, però quelle del torneo è veramente una cosa importante per tutti, per tutto lo staff, ma soprattutto anche per tutto il movimento del Friuli Venezia Giulia. Stasera siamo qua in Piazza Unità, che bello è ritrovarsi in un contesto simile. Eh sì, già la piazza in sé per sé si presenta in un certo modo, quindi essere qui, fare le foto, ritrovarci a distanza di poco tempo dal torneo, secondo me è una bella emozione e ti fa rivivere quei momenti che abbiamo trascorso belli in Sicilia. Ripensando in questi mesi, che cosa hai provato le settimane dopo? Ci siamo visti, hai avuto tanti momenti tra premiazioni, incontri, come si vive il dopo? In questo momento ti rendi conto di che cosa abbiamo fatto, perché sul momento hai vinto il torneo, hai vinto una partita, hai vinto la finale, però vedendo poi tutto quello che ti circonda, tutto il movimento e soprattutto queste manifestazioni, diciamo, ti fanno vivere proprio quei momenti belli che al momento della finale non sei riuscito a vivere. Senti, tu hai avuto un gruppo di giocatori molto, molto interessante, è giusto adesso a distanza di qualche settimana, fra poco rivedremo i momenti più belli, andare anche nel dettaglio. Chi è stato il leader del tuo gruppo? Allora, diciamo che, come ti ho già detto le altre volte, la differenza l'ha fatta nella prima partita dove
ho visto i ragazzi reagire, ma soprattutto li ho visti crescere. Diciamo che il capitano Degano non è un caso che fosse stato il capitano, perché veniva già da un'esperienza che l'aveva fatta al Bria, ma l'aveva fatto anche il torneo delle regioni prima, quindi già ti porta il valore aggiunto a livello mentale per coinvolgere tutti gli altri. Ma poi ho visto giocatori che magari all'inizio sembravano timidi, sembravano un attimino più riservati, a portare quel valore aggiunto che ha fatto fare il salto di qualità a tutti, perché poi c'è stato il credo di tutti a puntare a un obiettivo. Siamo stati bravi, ti dico di sì, il Piemonte forse va qualcosa più di noi, ma io l'ho già detto l'altra volta, però credo che il carattere di tutti, la forza di tutti abbia portato il Friuli in finale, perché aveva queste motivazioni. L'omaggio anche del governatore Fedriga, che vale tanto, no? Insomma, era giusto, secondo me. Oggi il comitato regionale ha voluto proprio un momento istituzionale, perché noi parliamo di calcio, del gioco, però in queste manifestazioni si rappresenta qualcosa di più, no? Ma sai, ho avuto la fortuna, e anche credo il presidente, di avere la fortuna che appena entrato in Friuli nel 2018, alla prima manifestazione è venuto a Pordenone da noi. Quindi ho fatto la foto quella volta, spero di rifarla anche oggi con lui, ma nello stesso tempo credo che quando ci sono questi eventi, ben venga, sono cose che rimangono per tutti i ragazzi, a prescindere. Io poi spero che facciano anche carriera, ma queste sono cose che ti rimangono per tutta la vita. Nei campionati vari stasera rivivremo un po' di situazioni, c'è il discorso dell'appartenenza, più appartenenza di così, no? Sì, ho visto un gruppo che all'inizio era difficile, diciamo, mettere vicino il tutto, perché c'è sempre stato un attimino qualcuno che portava più Trieste, un po' più Pordenone, più Udine, più Gorizia, chiamiamolo. Per me il Friuli Venezia Giulia è questo, l'abbiamo dimostrato al torneo, e poi il fatto che anche nelle maglie portiamo "io sono Friuli Venezia Giulia", ma anche l'urlo della squadra, che è stato su ogni partita, su ogni manifestazione che abbiamo fatto, credo che ci sia veramente il valore aggiunto. Senti, qua c'è il mare, viene voglia di andare in vacanza, no? Ma mister Bortolussi non credo abbia voglia di stare in vacanza e limitarsi ad essere selezionatore. Qual è il tuo futuro adesso? Dimmi la verità. Hai già le idee chiare anche sul tuo ruolo in rappresentativa? Allora, sul mio ruolo in rappresentativa ancora no, perché ci siamo trovati col presidente, ma ho già deciso di continuare e dare questo supporto alla federazione, perché secondo me merita, perché ha fatto passi da gigante. Ma nello stesso tempo devo trovare, ritagliarmi il tempo giusto per fare poi quello che mi chiede la federazione. Quindi adesso ci mettiamo un attimino con calma a vedere il tutto, però l'intenzione è quella di continuare a fare il selezionatore. In un mondo in cui si parla tanto di giovani, allora, ma come sono i giovani nel calcio dilettanti? È vero, tu da selezionatore magari, mister, c'hai a che fare in un periodo ristretto dove devi tirare fuori il meglio, però è il polso della situazione. Che cosa mi dici dei giovani nel calcio di oggi? Ma io ho sempre visto bene i giovani e sono contento per tutto quello che hanno fatto. Poi a maggior ragione se li vedi emergere, li vedi crescere, perché in 7 giorni ho visto fare un cambio a questa squadra, e sono le stesse cose che sono successe 7 anni fa. Quindi io credo che questi abbiano molto da dimostrare, molto da dare, ed è giusto che vengano premiate quelle società che puntano sul settore giovanile, che puntano sui suoi giocatori, e se poi c'è qualcuno che emerge è giusto che faccia il salto di qualità. E allora, mister Bortolussi, questa serata è dedicata alla rappresentativa regionale, ma anche al San Luigi, e noi stasera dovremmo rivivere tanti momenti di questa stagione che tu hai visto da vicino. La storia più bella, oltre alla tua, che ti verrebbe in mente, qual è nel panorama dilettantistico di questa stagione? Tra l'altro tu insieme a me sarai alla serata di Percotto come giudice dei migliori, quindi avrai anche il compito di dirci di più quella sera, quale storia, quale situazione ti è piaciuta di più. Dimmene una stasera qua in questo bellissimo contesto. Diciamo che il passo che ha fatto il San Luigi, puntando sui giovani, vincendo il campionato, dove comunque nessuno si era dichiarato, come l'avete sempre detto voi, però dimostrare poi alla fine che ci teneva a vincere, e soprattutto come è cresciuto anche il San Luigi col supporto di Carnevalis. Però il San Luigi ha tenuto bene anche quando Carnevalis era infortunato, quindi la quadra, l'amalgama dei giovani, l'amalgama con i vecchi, e soprattutto da parte della società, secondo me è giusto che il San Luigi vada in Serie D. E allora mister, rivediamo qualche momento, soprattutto la finale, e qualche momento di quella gioia in Sicilia. Ce la vediamo? Certo, volentieri. Vediamo.
Ma chi l'avrebbe mai detto che mi sarei trovato qua, cantavano i Pinguini Tattici Nucleari, ed è un po' quello che abbiamo pensato a Taormina vedendo il Friuli Venezia Giulia in finale contro il Piemonte, ma i ragazzi di Bortolussi ce l'hanno fatta, sono arrivati in finale la seconda volta per Roberto Bortolussi, la carica dei ragazzi prima della partita. E poi si comincia il primo pallone, ce l'ha il Friuli Venezia Giulia con De Gano, il pallone in mezzo, il tocco di Filippo Trevez, Vergna anticipa l'uscita, poi con un miracolo riesce a salvare il pallone, il vantaggio del Piemonte, il tiro deviato da Marmoreo, Blasizza fa quello che può, ma Isufi la mette dentro, 1-0 per il Piemonte Valle d'Aosta, ma il Friuli risponde molto bene con Coluccio, conclusione alta, ma è un segnale di ripresa il Piemonte Valle d'Aosta, ancora in mezzo con Isufi, questa volta meglio Blasizza 2 volte sull'attaccante del Piemonte, poi portato fuori da Coluccio degli Aisi del Piemonte Valle d'Aosta, gira il pallone per la conclusione di Rizzo, il pallone termina fuori non senza qualche brivido, rimessa lunghissima come al solito di Meneghetti, poi Greco prova a chiudere l'azione ma il pallone finisce fuori, il Friuli Venezia Giulia continua ad attaccare con Filippo Trebez, tiro debole, raccoglie Vergna, il secondo tempo si apre in maniera diversa, il Friuli Venezia Giulia attacca di più, Coluccio prova a calciare in porta, finisce fuori, poi sempre Coluccio con tanta qualità, calcia ancora in porta, troppo stretta, la conclusione, uno straripante 11 di Bortolussi, continua ad attaccare Marco Trebez col mancino, poi la parata sulla linea incredibile della difesa del Piemonte Valle d'Aosta, su calcio d'angolo facciamo sempre male un pallone, finito fuori, Greco ripropone in mezzo e Osmani di testa, la gran parata di Vergna a salvare il risultato sull'1-0, la carica di Coluccio che chiede tifo ai suoi e Flyban la mette dentro, su calcio d'angolo come De Gano contro il Bolzano, l'abbiamo fatto di nuovo, esultanza sotto la curva, gol bellissimo del ragazzo del Union Martignaco, lo rivediamo perché merita a bucare tutta la difesa, uno schema preparato dal Friuli Venezia Giulia, messo in pratica 2 volte, sembra una fotocopia, invece l'azione che porta al possibile 2-1 di Madi che spreca così davanti alla porta. Poi degli Aisi sul finale mette paura a Blasizza, ma il pallone termina fuori, finiscono così i tempi regolamentari. Friuli Venezia Giulia che riparte nei supplementari con un pallone in mezzo di Coluccio per la sponda di Meneghetti e il gol di Nassim Madi, si è sbloccato con la Campania e non si ferma più, l'ha fatto di nuovo ancora Nassim Madi, il ragazzo del Tolmezzo, il più piccolino del gruppo, il più timido, ma esulta fortissimo con tutta la squadra. Poi Flyban in area, toccato dalla difesa del Piemonte Valle d'Aosta, l'arbitro assegna rigore e chi se non lui, Gabriel Osmani, con la classe e la calma del fenomeno, l'attaccante del San Luigi ha fatto il gran giocatore per tutto il torneo e con questo rigore mette la firma su una finale bellissima giocata dal Friuli Venezia Giulia, è entrato dopo 20 minuti per sostituire Zecchini e ha giocato una grande partita, ancora Piemonte Valle d'Aosta nel secondo tempo supplementari, para Blasizza e poi continua alla disperata ricerca di accorciare le distanze, il pallone in mezzo non arriva, la deviazione di Boena continua ancora su calcio d'angolo con Isufi che calcia alto, finisce così. Siamo campioni d'Italia Under 19 per la quinta volta, la seconda per Roberto Bortolussi su 2 panchine, ma è merito di questi ragazzi, un gruppo bellissimo, un gruppo di amici che in una settimana hanno fatto qualcosa di impensabile, merito dello staff e merito di mister Bortolussi, insieme a questi ragazzi, perché quello che hanno fatto in una settimana non è stata una cosa normale. E qui ci serve tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. 1, 2, 3, 4. Ma adesso andiamo a ripercorrere questa stagione del calcio dilettanti, perché stasera al Savoia di Trieste è davvero un momento in cui omaggiare una stagione. Non tutti i protagonisti, ci arriveremo noi con le nostre immagini, ma sicuramente i protagonisti apicali di questa stagione. Marco Nardini, presidente del Codroipo,
gennaio ha aperto l'anno con un momento apicale, no? Perché stasera siamo qua a rivivere una stagione, a parlare di belle imprese e tu sei qua perché è stata una delle prime imprese della stagione, no? Vi ringrazio intanto per l'invito, è veramente piacevole essere qua, veramente molto bello. Ad ogni modo, comunque è vero, noi abbiamo aperto l'annata con la vittoria storica per la nostra società della Coppa Italia, che è stata sia a livello emozionale sia a livello puramente di risultati sportivi una cosa straordinaria, che ha portato un impatto all'interno della società che nessuno aveva mai visto. Infatti stasera noi parliamo di emozioni perché siamo a fine stagione e alla fine di una stagione resta il risultato sportivo, ma io quello che voglio far capire in questa puntata è che restano le emozioni. Noi giochiamo, voi fate i presidenti, voi lavorate per questo. È vero, hai perfettamente ragione e devo sottolineare che anche dalle parole che hai detto questo risultato sportivo che ha portato il Codroipo a casa come la Coppa Italia ha creato un entusiasmo che anche quelli prima di me che sono stati in società non avevano mai visto e questo non voglio fare troppo il romantico, però è il bello di questa competizione che con sacrifici il lavoro di tutti, dai volontari ai tecnici ai giocatori, ha portato una cosa all'interno di una società che crea entusiasmo e l'entusiasmo fa bene. Da tanto, no? Prova ne sia che poi queste vittorie in campo ti portano a creare anche momenti che vanno oltre il campo. Noi stasera siamo a Savoia di Trieste a raccontare alcune storie, soprattutto siamo partiti da quelle della rappresentativa regionale, fra poco arriveremo al San Luigi, ma anche voi stessi siete andati a Villa Manin a portare la Coppa, no? Per esempio. Assolutamente, siamo stati a Villa Manin a portare la Coppa perché bisogna riscoprire la vicinanza al proprio territorio. E nel nostro caso, come in altri casi, come può essere a Monfalcone, La Rocca e quant'altro, anche noi abbiamo la villa e bisogna radicarsi nel proprio territorio perché lo sport fa anche questo. Ecco, la Coppa porta però nella prossima stagione nuove responsabilità. Quanto manca il nome del nuovo allenatore che secondo noi c'è già, però non arriva la comunicazione? Al nome del nuovo allenatore manca ancora un attimo perché come è normale che sia in queste situazioni stiamo definendo le ultime particolarità perché come mi avete anche insegnato voi e come mi insegna questo mondo è meglio partire col piede giusto e poi camminare insieme e quindi è per quello che stiamo attendendo un attimo. Ne abbiamo parlato con Fabio Pittilino, che peccato però un solo anno quando questa storia pensavo che dovesse prendere l'accelerata decisiva. Presidente, poi fa parte del gioco, ci sta, però vederla da fuori sembra un peccato. È vero, ma anche vederla da dentro è sicuramente un peccato perché non è mai facile concludere un rapporto da entrambe le parti dopo un'annata del genere, però signori fa parte del gioco, sono state fatte delle valutazioni condivise e il rapporto si è concluso. Non è la storia migliore, è vero, perché dopo le vittorie si pensa sempre che ci sia una continuità nel rapporto, questa volta non è andata, ad ogni modo, come ho ricordato, Fabio ha portato per ben 2 volte all'apice la nostra società, quindi gli va solo detto un grande grazie. E allora il futuro di Codroipo adesso come deve essere? Avete vinto una Coppa, però siete stati protagonisti in campionato, però bisogna capire, ci sarà la voglia di proseguire in un percorso di crescita che può portare anche a pensare di vincere un campionato oppure si lavora solo per stabilizzare? Allora, il percorso di crescita è già stato stabilito, il percorso di crescita, che è una cosa che non è stata fatta l'anno scorso per scelta assolutamente, è anche la composizione della rosa. L'anno scorso non abbiamo valorizzato molto delle giovani leve, non le abbiamo valorizzate, quest'anno vogliamo cercare di creare un percorso con dei ragazzi che magari all'inizio potranno vedere meno il campo e quant'altro, però con una base solida e un futuro di crescita, perché prima o poi le bandiere della nostra squadra smetteranno, diminuiranno l'attività e noi abbiamo bisogno di sostituti. Chiaro, il 14 giugno ti aspetto a Percotto dove anche noi vi omaggeremo con la Coppa, una Coppa che adesso andiamo a rivedere perché anche per noi è stato uno dei momenti più belli, perché sulla Coppa da sempre credo molto
E insomma dai, l'abbiamo raccontata abbastanza bene. Abbastanza, secondo me sei molto modesto per quello che hai appena detto, perché quest'anno è stato anche un anno di crescita da questo punto di vista, perché a livello mediatico ci ha aiutato molto a noi società il lavoro che avete fatto, perché io credo, come mi confermi, una visibilità del genere per una competizione, chiamiamola dilettante, non c'è mai stata. È vero, è vero. E allora andiamo a rivedere queste emozioni. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona serata. Mi racconti la tua giornata di Coppa Italia? È stata una giornata bellissima. Bellissima, una giornata fantastica. Questa giornata è stata unica davvero. La mia giornata è stata bellissima, prima di tutto, e emozionante perché comunque è la prima finale di Coppa Italia che affrontavo e quindi c'era un po' di tensione. Questa aveva un sapore particolare perché erano due società che si stanno giocando il campionato in un impianto bellissimo di una società storica. Per la Sanvitese è stata una giornata sicuramente di grande soddisfazione perché penso che siamo riusciti a offrire ai numerosi spettatori che sono arrivati qui a San Vito una cornice degna di un appuntamento così importante come la finale di Coppa Italia. C'è in questo momento, se vuoi, anche un po' di stanchezza perché insomma l'abbiamo preparata e non bisogna dare per scontato nulla. Ci si stanca anche a preparare questi eventi qui, però la soddisfazione poi ci ripaga assolutamente. Bella veramente, è stato emozionante vedere tutta questa gente e ringrazio la Sanvitese per aver organizzato molto bene questa giornata. E devo dire che il gioco ha valso veramente l'impegno che ci abbiamo messo perché è stato un risultato bellissimo. È stato tutto bello, fuorché il risultato. Insomma. È stata una giornata indescrivibile perché comunque siamo partiti dai gironi in cui abbiamo detto proviamo a passarli, non l'avevamo mai passati in tutti questi anni che sono comunque a Codroipo. Li abbiamo passati e da lì abbiamo preso consapevolezza che potevamo andare avanti fino alla fine. No? Una giornata piena di emozioni sicuramente, che è partita non solo da oggi, non voglio parlare solo della giornata perché comunque sono emozioni che te le porti dietro dalla vittoria a Monfalcone. Diciamo che questi ultimi 2 giorni sono stati, sebbene di festa, 2 giorni un po' di tensione. Perché c'era la paura, siccome come ti raccontavo prima ne ho perse 2 su 2 e quindi essendo un po' scaramantico, devo dire la verità, la tensione era alta. Però poi quando siamo entrati in campo ho visto che tutti gli altri ragazzi che la tensione piano piano scemava. Una partita bella, penso anche bella da vedere da fuori, emozionante, difficile. Siamo andati in svantaggio, poi siamo stati bravi a rimanere concentrati sul pezzo, siamo riusciti a riprenderla. E poi dopo l'abbiamo portata ai rigori e vincere così ai rigori, insomma, un'emozione indescrivibile, dai. Una cosa che ti resta, che ti porterai dentro, una cartolina di questa giornata. E devo dire 2 in particolare. Il primo, l'inno di Mameli, l'inno d'Italia, cantato da questa grande cantante Chiara Lopresti. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa. La partita è iniziata con le 2 squadre che si sono controllate e ovviamente non decollava. Poi c'è stato l'episodio del gol, è chiaro che quello è stato il momento più bello, più importante perché ti dava una speranza. È il secondo il boato di gioia dei tifosi del Codroipo al momento del gol. È l'emozione vera che solo il gol può scatenare, è il momento più bello in assoluto che esista. Poi logicamente fai gol e quindi poi in un ambiente, un'atmosfera come quella di oggi ancora di più ti esalti. La cornice che abbiamo visto credo che sia stata emozionante per tutti, non soltanto per noi. Stupendo. Cosa si prova da giocatore? Dilettante comunque? Non ti senti un dilettante?
assolutamente, sembra di essere un professionista, perché oggi c'era veramente tanta gente. Si vedeva sia nella tribuna laterale che in questa qua, è stata veramente un'emozione unica, bellissimo. Ho l'immagine da un lato delle due tribune piene, la tribuna quella coperta e la gradinata dall'altra parte, penso che non siano tanti gli stadi che comunque possano offrire questo tipo di cornice. Io ho giocato tante partite qua, ma non c'era mai stato così tanta gente, no? Perché io sono di San Vito e non c'era mai stata così tanta gente, me l'aspettavo ed è stato bello. E poi ho qualche immagine di alcuni volontari che sono a lavoro e me la conservo per me, però per me è significativa e per tutti noi lo è. Siamo riusciti a costruire, Massimo tu lo sai benissimo, nell'arco di qualche anno un evento che non si dovrà fermare qui, perché dovremo sempre cercare di alzare l'asticella. Siamo partiti veramente, diciamo così, in maniera pionieristica, abbiamo raggiunto dei buoni livelli, ma possiamo ancora fare meglio e ci impegneremo tutti assieme per fare meglio. Certo che oggi veramente è stato un bellissimo momento, sarà per le condizioni del tempo, sarà per le due società, però devo dire che sarà per la stessa partita che si è decisa ai calci di rigore, è stato un bellissimo spot per il nostro mondo. E Tamai Codroipo è la finale di Coppa Italia, benvenuti su TV12, ecco a voi la finale. Un momento della partita, tuo particolare da raccontarmi. Dopo l'1-0, l'unica cosa che ho fatto io è stato incitare i ragazzi, ovviamente io sto già pensando a cosa devo fare per cercare di riportarla in pareggio e lì volevo vedere quanto erano maturi i ragazzi e infatti qualcosina ci manca perché hanno avuto quei 7-8 minuti dove avevano perso 2 palloni dove loro potevano fare il 2-0, siamo rimasti vivi. Il mister voleva farmi entrare al posto di difensore per comunque ribaltarla insomma, negli ultimi 10 minuti, poi ha segnato Rizzi per nostra fortuna. E poi però ho visto qualcosa di straordinario sul quale lavorerò e cercherò di consolidare e cementare la voglia di rimanere in partita, la voglia di andare a prendersi il pareggio e la voglia di prendersi la Coppa. Perché siamo stati bravi a continuare a fare quello che sappiamo fare. Non ci siamo buttati giù, non è cambiato il tipo di partita, siamo stati bravi a rimanere in partita. Tutto sommato l'abbiamo sentito il gol, cioè l'abbiamo subito un attimo, l'abbiamo subito per 10 minuti, loro hanno avuto un paio di occasioni dove però non hanno tirato in porta, pericolose, e lì sono stati bravi e fortunati. Dopo sul gol di Rizzi è stata un'altra partita, nasce un'altra partita. Il gol è la ciliegina sulla torta, possiamo dirlo, di questo cammino che stiamo percorrendo, perché comunque da quando è arrivato, mi ha cambiato mister quest'anno, tutto quanto, non dico che sia un cammino facile, perché siamo in tanti, siamo una rosa folta e quindi abbiamo pochi spazi. Infatti era la prima partita di Coppa che disputavo e quindi sì, bene o male si cerca di far girare tutti, però non è facile, lo comprendo e i malumori ci sono. Però io credo che il gol appunto sia appunto una ciliegina sulla torta perché Ripaga. Sì, ripaga tutto, prima o poi torna. Un momento preciso di questa partita che ti porti dentro, nella testa? Io penso 2. La grandissima parata che ha fatto Luca sullo Zorzetto. Io credo che lì forse è stato un primo passo per la vittoria finale. Chiaramente se non fa quella parata lì probabilmente non finisce così, insomma. Se vanno sul 2-1 non so come va a finire, voglio rivederla perché non l'ho percepita al 100%, però secondo me è stata una bella parata. Parata di Moretti, questa parata è davvero da copertina. La Coppa Italia si decide ai rigori. Tonizzo contro Giordano, primo rigore, spiazzato. Il rigore per te? Tranquillo. No, non è mai così facile, poi in una finale la pressione è tanta, quindi poi io, come dicevo, ci tenevo particolarmente a vincere questa partita, quindi la tensione non nego che era alta, però ho cercato di mantenere la calma e la lucidità e di fare quello che dovevo fare, insomma. Zorzetto contro Moretti, alto. E probabilmente il primo rigore quando sempre Zorzetto l'ha sbagliato, perché lì è stato secondo me un segnale. Il rigore ero più tranquillo rispetto a quello di Monfalcone, non li avevo mai tirati se non
tanti anni fa e sono andato sicuro, ho detto la metto lì e l'ho messa proprio lì dove dovevo metterla. Il rigore praticamente quando l'arbitro ha fischiato alla fine dei supplementari la mia testa si è azzerata e incredibilmente ero super tranquillo. Non ho avuto un minimo, ho avuto più tensione prima della partita, per assurdo, che non prima di calciare il rigore. Poi è andata bene, insomma, i rigori è stato bello. Se sbaglia è finita. Bourma. Moretti si prende la Coppa, protagonista in semifinale, in finale, per ancora. Ed è lui, l'uomo copertina di una Coppa storica del Codroico. Vince 4-1 ai rigori la squadra di mister Pittilino, che aveva detto: se vinciamo piantiamo da qualche parte una bandiera. Lo può fare perché è la sua seconda Coppa da allenatore. Hai vinto seconda Coppa, cosa provi? Sono contento ed è molto similare a quello che è stato a Gemona, che era il punto più alto di quella società. Oggi tocchiamo il punto più alto del Codroipo dopo 105 anni, quindi auguro però al Codroipo che sia un punto di partenza, che sia d'auspicio per qualcosa di più. Adesso ci ritufferemo nel campionato e speriamo che la macchina non si fermi. E per salutarci, dove pianterai quella bandiera? Adesso vado al nodo, potrebbe essere al nodo magari. Per la prima volta in 105 anni di storia il Codroipo vince la Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il Brian Lignano c'è una nuova storia, è quella del Codroipo. Motivo di vanto, dire adesso di averla vinta rimane lì. Cioè, anche dovessero rivincerla, questa è la prima Coppa vinta da Codroipo, quindi resterà nella storia. E alzare quella Coppa allora? E alzare quella Coppa, ancora tremo quasi. No, bellissimo, veramente un'emozione unica. È stato bello perché mio fratello l'ha vinta 3 volte, quindi ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto: tu non dire niente a nessuno, prendi i Toscanelli come rito propiziatorio, portali, non dire niente, se va bene alla fine te li fumi insieme alla squadra. E così abbiamo fatto. Coppa la dedico al gruppo che siamo, perché siamo un gruppo veramente formidabile, quindi io la Coppa direi che possiamo dedicarcela a noi stessi. Dopo la Coppa Italia vinta dal Codroipo arriva il momento della vittoria del campionato. Il campionato lo vince il San Luigi di Ezio Peruzzo. Stasera qua al Savoia Trieste, insomma, in uno dei posti centrali, no, della città, ricevete la Coppa, ricevete il premio. È una serata importante, una delle tante degli ultimi anni, Presidente, nella tua gestione, no? Sì, è una cosa sicuramente che fa molto piacere, peccato che non ci sia la squadra, no? Perché in definitiva il premio non è mio, è anche mio, ma sicuramente ci deve essere anche la squadra. Questo sicuramente è una cosa che ti dispiace, lascia un po' desiderare. Ti faccio una battuta. Tu sei qua, a Percotto invece tu sei giustificato che non puoi esserci perché sei a un matrimonio importante e io premio la squadra. Facciamo questo compromesso? Sì, io il 14 ho il matrimonio di mia figlia, giustificato, quindi è una cosa importantissima. Dopo tanti anni di insistenza che si sposino, esatto, sono riuscito, quindi mancherebbe che adesso io dicessi di no perché vado. E noi premieremo naturalmente la squadra. Qua stasera c'è il momento istituzionale, Presidente, di un'annata che forse neanche tu ti aspettavi, come hai detto, ma adesso qualche settimana dopo quali sono i tuoi pensieri? Ma non è che siano cambiati molto, l'entusiasmo c'è sempre, la voglia di fare c'è sempre e ci sono sempre tante difficoltà e quindi cercheremo di superarle e come sempre cercheremo di fare il meglio possibile. Non so se posso dire l'età, non è elegante, però insomma tu vai verso un'età, insomma sei un esperto del nostro calcio, no? Possiamo dire così, quindi voglio dire una vita dedicata al San Luigi, guardandoti indietro e guardando ad un'altra promozione, cosa provi? Provo un senso di dirmi qualche volta anche bravo, perché è giusto, però indubbiamente bravi tutti quelli che mi sopportano e che mi seguono,
perché io sono abbastanza esigente, e quindi però siamo riusciti assieme a fare un grosso lavoro. Se pensi che io ho preso la squadra in terza categoria con una trentina di giocatori, siamo arrivati a portare 380-390 ragazzi. Quindi, ma qual è stato il merito secondo te? Qual è stata la chiave? No, la mia perseveranza, la mia costanza, il mio modo di essere. Io ci credo quando faccio una cosa. Dico sempre, per farla bene o farla male non cambia niente, tanto vale farla bene, quindi cerco di fare bene e poi non lo so, star vicino ai ragazzi. Io forse ho trascurato un po' la famiglia, sebbene che mia moglie mi abbia sopportato e mi stia sopportando ancora, però sono sempre vicino ai ragazzi, è una cosa che ci tengo, se posso lo faccio in prima persona, e quindi questo viene un po' apprezzato. La stagione del San Luigi, seconda Serie D, avete detto lo abbiamo fatto di nuovo, è stata più difficile della prima tra le due, come la vedi? Con tutto il rispetto dei giocatori attuali, io penso, forse mi sbaglio, che la squadra dell'altra volta aveva delle individualità superiori. Tu pensi che, se non sbaglio, in marzo, metà marzo, avevamo già vinto il campionato. Quindi quest'anno è stato, sai, mi paragono, da domenica sera mi paragono un po' al Napoli, no? Dove tutti dicevano Inter, qua si parlava di Tamai, e poi alla fine abbiamo vinto noi con umiltà, con una costanza, con un modo di essere. Un modo di essere, questo è molto chiaro. Pocecco avanti con lui e Giovannini secondo, è vero? Questa è una grossissima soddisfazione. Dopo 26 anni Giovannini smette di giocare e incomincia a fare la trafila dell'allenatore, sempre al San Luigi. Questo, quando me l'ha detto, noi ci speravamo, ma quando me l'ha detto indubbiamente il cuore si è aperto. E sai, sono quelle cose che 26 anni che tu hai un ragazzo che ti gioca, l'ha sempre fatto il capitano, e poi ti viene a dire basta, io voglio fare l'allenatore. Insomma, è una cosa che riempie di gioia. È il motivo per cui uno fa il presidente. E questo è uno dei motivi, sicuramente sì. Ezio, complimenti, insomma stasera il giusto omaggio a te, e come ho già detto noi anche a Percotto omaggeremo la tua squadra, i tuoi ragazzi, e riviviamo adesso proprio la partita decisiva col Tamai, no? Sì. Direi di sì, e poi il servizio dedicato alla vittoria dell'eccellenza da parte del San Luigi. In via Felluga va in scena lo scontro d'alta classifica, il San Luigi per scattare verso la Serie D, il Tamai per provare a restare in gioco. È la sfida di giornata in eccellenza, e San Luigi Tamai, mister Stefano De Agostini, deve riprendersi insieme alla sua squadra dopo la sconfitta con il Rive Fraibano. Mister Pocecco non abbandona la lupetto bianca, scaramanzia che funziona, anche se questo San Luigi non ha bisogno di riti propiziatori, a qualità lo dimostra. Nel primo minuto Zecchini per Brunner, palla al centro e ancora Zecchini che rimette in area di rigore dove c'è Cofone, 1-0, subito San Luigi, e poco dopo palla per Carlevaris, sinistro dal limite con la difesa del Tamai che lascia fare. Non è il caso, perché il numero 10 fa gol e mette in rete ed esulta così. Si diverte Carlevaris, si diverte il San Luigi, prova a tornare in partita il Tamai e lo fa nel primo tempo. Bougma per Mortati, altro giocatore di classe che con il sinistro mette in rete, ma il giocatore con più classe in assoluto in questa eccellenza si chiama Andrea Carlevaris. Guardate che gol straordinario, 3-1, esulta così e vince il San Luigi. La reazione di Pocecco per la giocata del suo talento che guida questa squadra ormai verso la Serie D. Il Tamai è fuori dai giochi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. La prima bellissima volta nel 2019, la prima Serie D. Che imbroglio era, maledetta primavera.
Che imbroglio era, tutti retrocessi a causa del Covid. Nel mezzo il San Luigi riparte e affronta un anno fa la crisi. Devo dire la verità che non sono per niente contento dei ragazzi, per niente. E se andiamo avanti così, la promozione è il traguardo. La promozione che arriva invece ancora in Serie D. Tutto parte dal ritorno di mister Pocecco. Io ho bisogno di un allenatore che conosca l'ambiente, che viva in società, che mi conosca juniores, allievi. Un San Luigino chiamato a riportare il San Luigi in categoria. Prima li ha riportati in eccellenza, poi li ha riportati in Serie D. È la Serie D che ti chiama, mister, ti lascio. Ti sta chiamando. Ciao, ci vediamo, ti ringrazio, però ne riparliamo di sta cosa. Va bene. Lascia stare, va. Il campionato è pazzo, ma il San Luigi trova subito un buon ritmo, battezzato favorito dal grande ex Sandrin. Io credo che il San Luigi possa ambire a ripetere quello che è stato fatto 5 anni fa. San Luigi in testa alle prime 7 giornate prima di lasciare spazio alla sorpresa Fontanafredda. Si laurea campione d'inverno. Arriva il momento del Codroipo, ma dalla 24esima giornata si insedia da solo con il momento più alto in casa il 9 marzo, 3-1 al Tamai, battuto andata e ritorno. Prima di Pasqua la vittoria netta col Chiarbola Ponziana. Voglio e vogliamo vincere il campionato, questo sì, adesso te lo dico. Dobbiamo farne ancora 3, no? E alla prima delle 3 arriva una sconfitta con il Rive Fleibano. Ecco la paura, il Tamai che recupera punti. Un pareggio decisivo col Fiume, ma anche un pareggio decisivo del Muggia a Tamai con la rete di Trebez. Dettagli fondamentali in un campionato equilibrato. Qua abbiamo Carola. Vuoi dirgli grazie per quel gol a Tamai? No, voglio ringraziarlo perché ha lasciato andare Tonini, Olio e Villanovic. Col Maniago Vaillant, sole, gol e festa. Basta un punto in più per vincere l'eccellenza e tornare in Serie D, in primavera. E di nuovo lì per innamorarsi ancora. Per innamorarmi ancora. Che fretta c'era? Nessuna, adesso è una benedetta primavera però, Per innamorarsi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Qui con il direttore generale del San Luigi, Maurizio Cespa. Che stagione è stata questa a San Luigi? È stata una stagione strana e chiaramente conclusasi con questa vittoria insperata e meritata però, perché in questo campionato, come si diceva tutto l'anno, gli addetti ai lavori, la vostra trasmissione, è un campionato strano, particolare, dove sembrava che nessuno volesse vincere. Noi forse abbiamo avuto l'equilibrio di fare i 31 punti all'andata e i 32 al ritorno. Questo vuol dire che abbiamo dato continuità al nostro campionato e quindi presumo abbiamo meritato di vincerlo, perché siamo stati la squadra sicuramente più continua. A livello di costruzione anche di rosa, quest'anno avete fatto un ottimo lavoro, c'è già anche qualcosa di pronto per il prossimo anno o l'insperatezza di questo campionato non vi ha portato ancora a lavorare niente per il prossimo? Allora, intanto dobbiamo parlare di quest'anno, poi il prossimo anno forse è un po' prematuro. E la costruzione di questa rosa è stata abbastanza semplice quest'anno, perché noi venivamo da una salvezza conquistata alla penultima giornata di campionato dello scorso anno e abbiamo inserito ragazzi che erano già qua o che sono nati qua, che poi sono andati in giro. Mi riferisco a Villanovic, mi riferisco a Oio, ai giovani Osmani, Brunner. Questi ragazzi sono nati a San Luigi, poi hanno fatto un percorso o sono venuti a San Luigi e sono tornati quest'anno. Quindi per noi è stata abbastanza facile questa amalgama di squadra. Ricordo che nella rosa di 24 ragazzi ce ne sono addirittura 15 che in un modo o nell'altro sono sanluigini.
E oltre a questo c'è stato un grandissimo lavoro da parte del mister. Il messaggio quindi che manda il San Luigi anche a questa eccellenza vinta è che si può fare bene il calcio anche con il territorio e valorizzando bene i giovani. Guarda, tu sfondi una porta aperta in questo campo, in questo momento, perché noi, si sa, siamo una società che ha sempre dato spazio ai giovani, ai nostri giovani. Il settore giovanile direi uno dei più importanti della regione. Abbiamo già fatto la Serie D a suo tempo, ma era un'altra squadra. Questo è, come vedete anche scritto sulla maglia che portiamo, l'abbiamo fatto di nuovo e forse ancora più una grande soddisfazione. Noi continueremo col nostro percorso, con i nostri denari, tra virgolette, facendo giocare i giovani senza aver paura di nulla, perché non vogliamo sicuramente precluderci nulla. Se poi il prossimo anno sarà un altro anno infausto, non ci fasceremo la testa. Voglio dire solo una cosa: nel 2019-20 che abbiamo fatto la Serie D siamo stati retrocessi per la nota vicenda del Covid-19 e questo è un vulnus che ce lo portiamo ancora dentro da 6 anni a questa parte, quindi mi auguro che il prossimo anno qualcosa ci venga riconosciuto di quella vergognosa e indegna farsa della retrocessione che è stata fatta quell'anno lì, noi, Tammai e altre squadre, senza aver concluso altre 10 partite di campionato. Ultima cosa, c'è qualcuno a cui vuole dedicare questa vittoria e anche qual è stato il suo momento preferito del campionato che si porterà dentro per sempre? Ma guarda, per quanto riguarda il momento preferito del campionato, direi subito. Per noi siamo partiti le prime 4 partite, abbiamo fatto 10 punti, siamo andati a vincere a Fontana Fredda, abbiamo vinto col Tolmezzo, con la Juventina, tutte squadre molto attrezzate. Quello è stato il primo momento in cui abbiamo detto ci possiamo stare in questo campionato difficilissimo. Il secondo momento secondo me è stato tra gennaio e febbraio, dove abbiamo inanellata una serie di vittorie consecutive che ci hanno portato ad avere 6, 7, 8 punti di vantaggio. Ma poi tutto l'anno noi al minimo siamo stati terzi per un paio di domeniche, ma in realtà siamo stati primi fin dall'inizio, quindi direi che il momento è stato tutto l'anno. La dedica in primis chiaramente alla mia famiglia, a mia moglie in particolare. Per quanto riguarda il resto direi a questa società. Io quest'anno faccio 20 anni a San Luigi, concludo quindi un percorso importante con questa ennesima promozione presa. Qui con Andrea Carlevaris, assoluto protagonista della vittoria del San Luigi in eccellenza. Intanto complimenti e poi gli chiedo che emozione è stata sia oggi ma anche durante tutto l'anno. Grazie, innanzitutto ti ringrazio. È stata un'emozione bella, oggi c'è stata un'atmosfera, un contorno veramente bellissimo, dovevamo coronare questo sogno, siamo stati bravi, siamo stati penso i più costanti durante l'anno, il girone di ritorno abbiamo fatto quasi tutto, se non le prime giornate in testa alla classifica, penso che ce lo siamo meritati e non ci sono dubbi su questo. Da inizio anno sapevi già di poter incidere così tanto in una piazza come San Luigi? Nella mia testa c'è sempre quella di essere il più determinante possibile, sapevo che scendendo e tornando a casa dovevo essere il più determinante possibile, poi sono stato anche condizionato dall'infortunio, ci sono state varie situazioni, sono state tantissime partite, però alla fine il risultato è questo, l'importante è vincere, festeggiare con gli amici e questo è quello che conta. C'è un po' anche da leader nello spogliatoio, come l'avete vissuta da dentro questa cavalcata fino alla fine? Abbiamo vissuta bene, devo essere onesto, fino al pre-pausa, diciamo, la partita di Chiarbola, l'ultima prima di Pasqua, eravamo molto tranquilli, la pausa ci ha un po' condizionato, siamo andati a rive, abbiamo affrontato secondo me la squadra più difficile da affrontare in questo momento e abbiamo fatto una buonissima partita, però gli episodi ci hanno condannato e abbiamo perso 2-1, abbiamo perso un po' di sicurezze, a Fiume non posso nascondere che si vedeva un'ansia, diciamo, a livello mentale, una preoccupazione che non ci ha fatto girare come siamo abituati. Oggi sapevamo che era il momento decisivo e secondo me siamo venuti fuori. Ultima domanda, a chi dedichi questa vittoria del campionato? È difficile, ci sono tantissime persone, dedico tutto il percorso a chi mi è sempre stato vicino, ai miei genitori che non sono mai mancati, alla mia fidanzata che in tutte le partite in casa è presente e infine dedico i 2 gol di oggi a mio nonno e mia nonna che stamattina sono andato a trovarli e scherzando mi hanno detto dai fai un gol per noi, ne ho fatti 2 quindi 1 a testa e sono contento così. Qui con De Mattia, l'angelo che protegge tra i pali il San Luigi, che stagione è stata questa anche per te? Meravigliosa, è stata una di quelle stagioni che ti porti dietro, ricordi meravigliosi.
abbiamo sempre dato tutto, come gruppo portieri si è riusciti a fare veramente bene anche quest'anno, e poi il gruppo quest'anno ha veramente dato quel qualcosa in più che alla fine ci ha fatto tagliare questo traguardo veramente magico. Qual è stato il momento più bello per te durante la stagione, il momento dove hai detto ok, sono in forma e probabilmente me lo porterò dentro per tutta la vita, anche emozionalmente? Una domanda difficile, qualche mese fa è nata mia figlia, quindi a livello di emozioni quello lì è stata una cosa che mi ha catapultato veramente in un altro mondo, e quello sicuramente mi ha dato quella spinta di essere più tranquillo, perché ci sono cose veramente importantissime, e questa tranquillità dopo me la sono portata dietro per fare le prestazioni che hanno aiutato la squadra a vincere. Non ho una parata in particolare, mi ricordo comunque a Muggia e insomma nel derby fare una buona parata e poi parare il rigore penso sia stato un bel ricordo di questa stagione. Capitano Giovannini, una stagione incredibile, intanto complimenti per la vittoria del campionato, e poi ti chiedo a te che emozione hai provato quest'anno? Indescrivibile, è stata una stagione veramente particolare, perché non ci aspettavamo di essere così forti e così bravi a mantenere una costanza durante tutta la stagione, però mi ha sorpreso, sono sincero. Però se siamo qui vuol dire che abbiamo fatto il lavoro migliore possibile per vincerlo. Le emozioni invece che avete provato dentro lo spogliatoio, tu da capitano magari sai dirmi qualcosa di più con rispetto a come l'avete gestita durante l'anno, se c'è stato un momento in cui avete pensato ok lo vinciamo, o un momento di paura dove abbiamo detto ok forse è difficile? Entrambi, diciamo che la prova di maturità per noi è stata qua in casa col Tamai. È stato un risultato per noi molto importante, poi probabilmente ci siamo caricati un po' troppo di pressione con l'idea del vincerlo, e questo ci ha un po' spaventato, usiamo questo termine ma non so neanche se è corretto, e sta settimana invece ci siamo uniti molto, ti dico solo che stamattina ci siamo tutti svegliati e eravamo carichi, non vedevamo l'ora di venire su, il ritrovo era alle 2:30. Siamo arrivati qua a mezzogiorno e mezza, l'una, eravamo già qua tutti quanti praticamente, perché non c'era più voglia di rimanere a casa, c'era voglia di stare assieme, di essere uniti e iniziare la partita il prima possibile. Il tuo momento invece preferito di quest'anno, il momento che ti porterai dentro tutta la vita di questa stagione? Il fischio finale qua, perché è il culmine di una stagione, il culmine di sacrifici, infortuni, delusioni, gioie, e alla fine è questo che ci ripaga da tutto quello che abbiamo fatto. Il percorso è stato importante, però è questo il momento più bello, finire, abbracciare tutti, essersi resi conto di aver fatto la storia di questa società. Se dovessi mettere in una classifica tra le tue stagioni top, dove la metteresti? Nelle prime, non potrei dirti la prima, la seconda, perché per fortuna ne ho vinto un altro di questo campionato e ne ho vinto uno anche di promozione. Non sarebbe sbagliato metterlo davanti a queste vittorie, ma sarebbe anche sbagliato metterlo dietro. Sono sensazioni diverse, è stata una stagione che ci ha consacrato campioni. Invece c'è qualcuno a cui vuoi dedicare questo campionato? Beh, certamente alla mia famiglia, alla mia ragazza, e in ultimo ma non in ultimo a questa società che mi ha dato tanto da quando sono bambino, e secondo me questa società si merita la Serie D, con la speranza di poi rimanerci, però ha tutte le carte in regola per farlo. Ed eccoci qua amici di Terzo Tempo, continuiamo questa serata da Trieste al Savoia. Abbiamo raccontato questa prima parte con il torneo delle regioni, motivo per cui siamo qua stasera con la premiazione dei ragazzi di Bortolussi, la consegna della Coppa al San Luigi, e abbiamo raccontato insomma quelli che sono stati i momenti più emozionali, ovviamente apicali, un titolo nazionale, il massimo titolo dilettantistico in palio a livello regionale, l'eccellenza e la Coppa Italia di eccellenza, no? Altro grande momento. Ma adesso andiamo a raccontare anche le altre imprese di questa stagione, in tutte le categorie, per rivivere le altre emozioni, e poi chiuderemo con i saluti finali qua da Trieste con naturalmente i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, ma anche con la presenza del governatore Fedriga. Partiamo dalla Serie D, parliamo di salvezze e adesso parliamo della salvezza del Brian Lignano. È arrivata la salvezza del Brian Lignano
ed è una salvezza da festeggiare dove a tutti vanno fatti i complimenti, a partire dal presidente Zeno Roma, che con saggezza ha guidato in questi anni la società, le coppe in eccellenza, l'arrivo in Serie D, dove ci resta con merito e in anticipo. Il Brian Lignano è stato sempre a debita distanza dalla retrocessione. I complimenti vanno alla società e facciamo un altro nome, Marino Scudeler, che con Zeno è il simbolo di una fusione a cui loro ci hanno sempre creduto e continuano a crederci. C'è poi il direttore sportivo Alessandro Paolucci, che ha dato continuità alla rosa con gli inserimenti giusti. E il mister Alessandro Moras, capace di scrivere un ciclo bellissimo. E in Serie D ci ha messo la firma e come, con un calcio fatto di qualità e lavoro. Si può fare bene anche allenandosi la sera, se entusiasmo, capacità e unione di intenti ci sono. E poi i giocatori, tanti sono i protagonisti e non solo il grande bomber Ciriello. La firma sulla salvezza matematica, ad esempio, arriva da Alessio, voluto anni fa come un primo elemento di talento su cui puntare nel proprio percorso di crescita. Quella maglietta mostrata al Tesolin, presidente sei unico, fa capire come tutto sia in armonia dalla società fino al campo. La scalata del Brian Lignano parte da qualche anno ormai e anche se le difficoltà della categoria si sono appena assaggiate, è giusto godersi questo risultato. Il girone di ritorno della squadra di Moras è da grande per continuità e non solo. 48 punti sono tanti. Spiace che l'elogio dei ragazzi di Zeno Roma arrivi nel giorno della retrocessione del Chions, ancora una volta impreparato ad andare oltre il biennio in interregionale. Speriamo sia un arrivederci e di ritrovare squadre capaci di raccontarci belle storie anche in questa Serie D. E diciamo la verità, con una squadra retrocessa e col Cernis Muzzane ancora immerso, per ora, nelle contraddizioni delle sue ambizioni, la bella storia quest'anno è quella del Brian Lignano. Una stagione non solo da salvezza, una stagione da incorniciare. Bravi tutti, questo bel quadro potrebbe servire a tanti. Abbiamo appena visto la salvezza del Brian Lignano in Serie D e la prossima stagione il San Luigi in Serie D con questa coppa consegnata stasera al presidente Peruzzo. Abbiamo parlato di te, della tua scelta da giocatore a vice di Pocecco. Dimmi le tue emozioni. Emozioni importanti, perché fare questo salto è stata una scelta importante di vita in generale, perché comunque significa lasciare andare una parte di me che mi ha accompagnato da quando avevo 4 anni ad oggi, quindi è un salto importante, però sono convinto della scelta che ho fatto. La fortuna è stata che è arrivata questa proposta da parte della società e del mister e quindi l'ho accettata molto, molto volentieri. Ecco, la Serie D che arriva la seconda volta, tu una l'hai fatta a metà, il San Luigi l'ha fatta a metà. Quanto orgoglio c'è però tu che hai vissuto tutta la carriera lì ad avere in mano un'altra Coppa d'Eccellenza? È un orgoglio incredibile, perché sappiamo quanto è difficile raggiungere questo tipo di obiettivo anche per una società come San Luigi, che è molto strutturata ed è una società importante. Quindi l'obiettivo adesso è stato raggiunto, di riportare dove secondo me il San Luigi merita. Adesso ne abbiamo un altro, quello di mantenere questa categoria e cercare di rimanerci il più possibile. E allora possiamo dire, perché il presidente era un po', l'abbiamo sentito, dispiaciuto, insomma, che oggi non potevate essere tutti qua, no? Possiamo annunciare che questa Coppa la mostreremo a Percotto il 14 giugno? Sì, la mostreremo a Percotto, anche perché io non l'ho alzata, l'ho solo portata. La porterò prima in sede, giustamente la mettiamo sotto chiave, la teniamo lì, poi la portiamo a Percotto e festeggiamo insieme. Ci sono state 2 imprese, poi chiudo, nei dilettanti. La vostra, se la consideriamo tale, e adesso vorrei restare in tema salvezza con cui ho aperto questo blocco, quella del River Fleibano. Sei d'accordo? Sono i 2 grandi estremi, 2 grandi titoli di copertina di questa stagione? Assolutamente sì, noi abbiamo fatto una stagione probabilmente impronosticabile dall'inizio. Il River Fleibano probabilmente ci si aspettava forse qualcosa in più ai nastri di partenza, però sappiamo che le stagioni sono strane. Da un lato noi a livello positivo arrivando a vincerlo, loro magari riuscendo a salvarsi alla fine. Noi li abbiamo incontrati alla terz'ultima giornata,
abbiamo visto una squadra che aveva voglia di salvarsi e voleva raggiungere quell'obiettivo. E allora noi andiamo a rivedere anche questa impresa e come detto al 14 giugno alla nostra festa sicuramente riparleremo di queste grandi performance a livello dilettantistico e appunto naturalmente non mancherà il San Luigi e il River Flebbano. Rivediamo questa salvezza. 6 punti in 13 giornate e poi la svolta. Mauro Lizzi arriva, pareggia col Fiume Veneto Bannia e a fine andata classifica alla mano, sottolinea come l'obiettivo sia raggiungibile. I giochi sono aperti anche sotto, lo saranno spero insomma, fino alla fine e quindi sulla base di questo noi abbiamo insomma, la determinazione di giocarci le nostre carte fino alla fine. C'è un precedente che è quello, cerchiamo i dati positivi, che è quello del Flebbano dell'anno scorso. Se vogliamo c'è il precedente mio personale di 2 anni fa, 13°, che dice quello che ho detto ai ragazzi. Velasco dice che la prima cosa che dice ai suoi è non si molla mai e quindi è giusto che nello sport non si molli mai. E così, dopo una stagione passata laggiù nell'inferno delle ultime della classe, il sorpasso sul finale di stagione. 36 punti in 21 giornate, ben 32 nel girone di ritorno, diventando da squadra senza speranze alla più forte, la più bella, la più vincente. Il girone di ritorno abbiamo perso 2 o 3 partite mi pare e abbiamo battuto le prime 4 della classe, abbiamo fatto qualcosa di incredibile anche giocando bene a calcio, questo vale come un campionato vinto. Un ritorno insomma da promozione e Mauro Lizzi diventa un profeta per il River Flebbano. Mi trovo a interpretare lo sport come una metafora della vita, questa esperienza ci dice che nella vita nello sport come nella vita ci possono essere momenti difficili e bisogna sempre crederci e mollare mai. Manuel Lizzi, salvezza e soprattutto taglio di capelli. Se era già la salvezza ognuno di noi fa un voto, io sono stato il primo ad averlo rispettato. Per noi questa è sicuramente come una promozione, una promozione. Mario Anzil, vicepresidente, vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, assessore allo sport, che bella serata, no, per il movimento del calcio. Soprattutto per i ragazzi, per i nostri giovani una bellissima soddisfazione e credo testimoni anche l'ottimo stato di salute dello sport per i ragazzi nella nostra regione e del calcio in particolare. Questo insomma è un trofeo molto prestigioso che tra l'altro permette di essere sotto l'occhio attento di molti osservatori. Il Friuli Venezia Giulia ha una grande tradizione di calciatori prestigiosi della nazionale della massima serie e credo ci sia ancora un'infornata di giovani. Tra l'altro l'ultimo fine settimana abbiamo visto un nostro corregionale, un mio compaesano, Alex Meret di Flambruzzo, del comune di Rivignano Teor, vincere lo scudetto per la seconda volta con il Napoli, ma abbiamo anche l'altro ieri allo stadio Friuli, non abbiamo gioito molto, ma è comunque un bel traguardo perché Pietro Comuzzo, un altro ragazzo friulano, ha segnato il suo primo gol in Serie A. Quindi sì, la nostra è la regione che maggiormente investe in Italia nello sport, perché abbiamo una visione del futuro che considera lo sport uno straordinario strumento per contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere e soprattutto gli investimenti sono diretti ai settori giovanili e questi traguardi insomma non fanno che confermare che siamo sulla buona strada. Soddisfazione e gioia. E ha citato un po' di nomi, insomma è stata anche la settimana, ne abbiamo parlato questa sera di Vicario Codroipo, ma a Mario Anzil io non posso che chiedere prima di vedere questo servizio se è mai stato a vedere il Teor quest'anno. Sono stato e anche il Teor ci sta nel derby tra Rivignano e Teor. Il Teor negli ultimi anni ha superato diciamo, il più blasonato e storico Rivignano e sta dando delle grandi soddisfazioni. Anche il presidente insomma, ha un programma, un progetto di valorizzazione della squadra, c'è un gruppo di dirigenti appassionati, c'è un bel gruppo, insomma da grandi soddisfazioni, insomma ha vinto il campionato e anche la Coppa. E anche la Coppa ed questo è l'anno del Teor indubbiamente. E quindi sei soddisfatto, no? Certamente, insomma. Sì.
Allora, vicepresidente, io approfitto per rivivere insieme e quindi rivedere questi trionfi del Teor del presidente Sergio Zuccolo, e quindi li andiamo a rivedere insieme a Mario Anzil. Abbiamo deciso proprio di lanciare questo servizio con te, era inevitabile, no? Sei un po' legato alla squadra. Insomma, molto, molto, molto volentieri. Questo sì, è stato proprio l'anno del Teor, l'anno della riscossa, e credo che i programmi per il futuro siano ben chiari, e quindi insomma guardiamoci con soddisfazione, anche qui con gioia, perché è bello partecipare nello sport indubbiamente, ma insomma è ancora più bello indubbiamente ogni tanto almeno vincere. E il Teor ha vinto, rivediamo la vittoria in campionato in Coppa. Sono tanti i nomi da fare nella promozione del Teor. Forse sarebbe da partire nominando tutti i volontari che rendono questo ambiente speciale e sempre giovane da diversi anni. Il 26 aprile è il giorno della festa e il Teor, con i nomi che ha, non può fare certo una frittata in campo, quella la lasciamo fare al chiosco, che sono esperti. Nomi, dicevamo, li cita anche Lorenzo Berlasso. È scontato a dire, ma ovvio che hai il merito quando hai Medi che fa 25 gol, quando hai Nardella, quando hai Batti, quando hai Miotto. Sì, ok, potremmo citare tutta questa squadra costruita per vincere senza dubbi. L'impronta silenziosa di Enrico Grassi da unire all'ambiente Teor, a cui il presidente Sergio Zuccolo ha aggiunto l'ambizione, creando il mix vincente. La premessa della squadra forte è stata fatta, ma non banalizziamo e guardiamo oltre. Partiamo da mister Berlasso. Adesso devi versare tu a tutti. Sì, anche questa cosa qua, ma ormai quest'anno va così, dai, faccio un po' tutto, dai, va bene Massimo. Spesso etichettato solo come il fortunato timoniere di una barca che sarebbe andata da sola. Il Berla ci ha messo umiltà, affiancando ai nomi la sua cultura del lavoro. Si può fondare anche con la migliore orchestra a bordo, ma non con uno attento ad ogni insidia e che non si è di certo messo a specchiarsi negli elogi. Oggi facciamo un po' di festa, un po'... Sì, ragazzi. Meritata. I miei amici, quei pochi che ho, grazie. Non è mai scontato vincere. Ma bravissimo, cioè onestamente no. Poi la cosa meno scontata è trovare un presidente che abbia voglia di investire, restando fedele allo spirito del Teor, dove l'entusiasmo deve sempre regnare. Sono queste le persone che mi danno la forza di andare avanti e io spero di ricambiare ancora con altre ambizioni molto più importanti. La continuità e l'appartenenza è data dai dirigenti Varone, Lunardelli e Burba. Potremmo definirle bandiere. E a proposito di questo, c'era anche un conto in sospeso con il Rivignano. Adesso ti faccio vedere la vera bandiera che si mette in mezzo al campo, perché qui ci sono state bandiere fasulle, ma questa è quella che vale. Qualcuno ha fatto degli scherzi così, ma adesso la vera bandiera la pianto io. Guarda. Rivalità accesa che dimostra come il calcio possa restare una questione di paese. Questioni dove sicuramente non può intervenire il sindaco Fabrizio Mattiussi. È una soddisfazione per l'amministrazione avere due squadre quasi massimi campionati provinciali, Rivignano in prima quest'anno, dal prossimo anno il Teor in promozione. Il derby va in archivio per ora, con questo Teor in ascesa e che Zuccolo vuole portare in alto. Intanto giusto godersi questo successo. È un meritato risultato che premia il lavoro di anni di impostazione e vede premiati i lavori della società magistralmente condotta dal presidente Sergio Zuccolo. E nel Teor dei grandi nomi il destino vuole che la firma sulla promozione sia quella di un ragazzo cresciuto lì. Il poker di Nicola Corradin è un ponte tra passato e futuro. Un sogno bellissimo, sono fortunato ad aver avuto quest'anno compagni tutti bravi, tutti forti e oggi per me è stato un regalo enorme. Un ultimo nome il giorno di questa promozione è quello di Amerigo Lunardelli, che ha amato quei colori e che avrà sorriso ancora nel vedere il suo Teor fare gol, gioire e piantare nuove bandiere senza dimenticarsi da dove arriva.
Aragonia, la banda apre la giornata della finale della Coppa Regione di prima categoria. Si sfidano al Concil la Virtus Roveredo e il Teor, che ha già vinto il campionato a tratti dominandolo. 23 punti separano in classifica nel girone A il Teor capolista e la Virtus Roveredo terza in classifica. Cornice di pubblico fantastica, si gioca, una Virtus Roveredo che ha intensità e voglia di far bene, mette in difficoltà il Teor, ci prova Ndopetelo che non trova la porta. Poi Ceschiat gioca per Giacomin, il cross, il colpo di testa, stavolta di Giolu, e attento Benedetti che mette in angolo. La squadra di mister Pessot tiene bene il campo e continua a mettere in difficoltà un Teor nervoso. Qua colpi proibiti tra Bianchin e Ndopetelo, giallo solo per il giocatore della Virtus Roveredo, ma qua davvero da censurare un nervoso Bianchin, che infatti Berlasso sostituirà. La Virtus Roveredo passa in vantaggio con Trentin, calcio d'angolo sotto porta e lui a spingere in rete il pallone dell'1-0. È un vantaggio meritato, quello del primo tempo per la squadra del presidente Cusin. La reazione del Teor con questa giocata di Turchetti, in qualche modo Libanoro aiutato dalla traversa, si salva e arriva al pareggio. La Virtus Roveredo si dimentica di Osagede, calcio d'angolo battuto dalla sinistra, arriva Osagede di testa in tuffo, mette all'angolino 1-1, si chiude così il primo tempo. Nella ripresa Osagede cerca Cabine, il pallone al centro dell'area di rigore, Corradin arriva tardi all'appuntamento, poi si difende bene la Virtus Roveredo con Cirillo. Attenzione proprio a Cirillo che lancia in avanti per Giulu sulla sinistra, difende palla, cerca lo scambio, il triangolo che riesce con Tomi, poi calcia alto, bella azione, non va. Il calcio di punizione, il colpo di testa, pericoloso il Teor con Battistin, ma l'occasione più importante nella ripresa è questa, non c'è fuorigioco. Giulu a tu per tu con Benedetti, calcia alto e spreca, si divora il gol che molto probabilmente avrebbe deciso la finale, invece si va ai supplementari. Ancora Virtus Roveredo, il cross a cercare sempre in Giolu che rientra sul destro ma calcia male. Le migliori occasioni nei supplementari per il Teor, Cabine, il cross, pallone che arriva sul secondo palo a Osagede di testa, è bravo Libanoro ad opporsi, occasione per i giallorossi che poi ci provano nel secondo tempo supplementare con uno schema su punizione, calcia debole, Battistin, si va ai calci di rigore. La Coppa viene decisa dal dischetto. Alla quinta conclusione Ceschiat prende il palo, Gobbato invece spiazza Libanoro e mette in rete double per il Teor. Una settimana fa alzava in casa la Coppa del Campionato e 7 giorni dopo Aragonia alza al cielo anche la Coppa Regione. Adesso ti diranno che non hai mai vinto la Champions e adesso hai vinto una Coppa. Con Teor alla fine! Hai vinto tutto col Teor! Ormai tutto, quest'anno tutto! È sempre bello, no? Quando vedi l'erba di calcio, anche a livello basso così, è sempre un piacere di andare in campo e divertirmi anche con le dilettanti. Quindi sono molto contento, sono venuto quest'anno a Teor e soprattutto sono divertito tanto perché alla fine il risultato si vede, abbiamo vinto tutto oggi. Abbiamo coronato un campionato molto importante, oggi è stata una partita un po' così come tutte le finali, la prima mezz'ora l'hanno gestita loro, dopo abbiamo preso il gol, abbiamo recuperato subito, però è una prova di grande personalità secondo me. Se devo fare l'analisi della finale, a me è piaciuta più la Virtus Roveredo, parere mio, ma resta il fatto che voi siete una squadra che avete vinto Coppa e Campionato. Sì, ci sta, il Vito Roveredo sicuramente ha fatto una gran partita, non c'è niente da dire. Se non sbagliano quel gol diciamo così clamoroso la partita finisce, però insomma secondo me oggi sono viste due grandi difese. Due difese importanti, giocatori in difesa che non hanno sbagliato assolutamente niente, veramente, però alla fine è così, ai rigori chi sbaglia meno vince. Insomma. Quello è un altro tema, sei contento? Sì, sono molto contento per i ragazzi, per lo staff,
per i sacrifici che sono stati fatti quest'anno da parte sua, da parte loro in particolare. Questi ultimi 15 giorni c'era molta tensione perché ci dovevamo fare bella figura oggi e di conseguenza insomma più di così quest'anno non so cosa si poteva chiedere. Lo so che sono indelicato, però Presidente, diciamoci la verità, il futuro è diverso, no? Con oggi il Teor cambia, non più Berlasso, si va con Pitilino. Sì, con oggi adesso abbiamo finito i nostri impegni e posso dichiarare insomma che il prossimo anno abbiamo il mister Fabio Pitilino. Che scelta è? Cosa vuoi dire a Berlasso? Berlasso lo posso solo che ringraziare. Berlasso ha fatto un lavoro importante. Non è facile gestire giocatori di un certo spessore che come avevamo quest'anno a Teor, è una persona molto seria, una persona molto dedica al lavoro, ha saltato 3 allenamenti, tra l'altro 2 per problemi di salute. Berlasso lo posso solo ringraziare e poi in futuro non si sa mai cosa succede. Insomma. Con Pitilino perché? Con Pitilino perché vogliamo un pochino alzare l'asticella, cercare di, se riusciamo a prenderci qualche ulteriore soddisfazione, dopo il mister Pitilino diciamo, si è agganciato anche al direttore sportivo nuovo che arriva, di conseguenza abbiamo cambiato la coppiata e speriamo, la mettiamo tutta e dopo vediamo dove si può arrivare. Insomma. Assolutamente, insomma un Teor che vuole continuare a crescere. Sì, vogliamo misurarsi più che altro, a livello strutturale ci siamo, a livello societario andiamo molto d'accordo, c'è un momento di euforia, di conseguenza vale la pena secondo me di cavalcarla. Cabina resta. Cabina in settimana ne parliamo. Cosa possiamo dire di questa stagione? Ma io penso non si possa dire niente di male di questa stagione, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa, di più non si poteva vincere. E soprattutto siete un gruppo, no? Siamo un super gruppo, da Chris che è arrivato e che non è scontato faccia gruppo a quello che gioca di meno, siamo tutti uniti, è stupendo. È stato più difficile del previsto? Sì, beh, ma sono una grande squadra, non a caso sono arrivati terzi. Siete stati perfetti dal dischetto. Sì, no, dal dischetto, ma anche loro, anche il rigore che hanno sbagliato. È vero. Davvero equilibrata fino alla fine. Sì, tanta roba. Penso anche chi è venuto a vedere si sia divertito. Bene, direi anche che è bello, no? Vedere tutta questa gente. Bellissimo. Sono arrivati da Teor, 40 minuti, quanti sono? Bello. Stupendo, tutto stupendo. Poi si giocano i dilettanti, però penso che giocare questo sport in questa regione quando sono giornate così vale la pena. Ne vale la pena sempre, da quando piove in inverno a quando festeggi e ti godi queste super giornate. Coppa e campionato, insomma, raggiunto tutto. Sì, no, è stata un'annata forte, la parola giusta è forte. Da giugno dell'anno scorso, anzi da maggio, con un programma impegnativo è stata forte. Diciamo che ho finito il mio ciclo in maniera penso positiva, dai. Me lo dici, insomma, è finito il ciclo. Ma sì, ma guarda, ci sono dei percorsi e dei momenti ed è, guarda, bene, auguro il massimo, mi auguro di crescere anch'io. Tanto lasci con una Coppa e un campionato. No, infatti, però ripeto, sì, è tutto giusto. Diciamo che è tutto giusto così, dai. Senti, è un bel regalo anche la tua carriera, sei uno dei grandi nomi del nostro calcio, quindi insomma è bello che uno come te lo meriti. No, io ti ringrazio perché sono stato fortunato perché il calcio io ho dato tutto al calcio. Tutte le cicatrici che ho sono da fine del calcio. E diciamo che, ti dico solo una cosa velocissima, quando io giocavo mi consideravo uno estremamente umile perché avevo sempre da dimostrare. Appena io ho pensato di capire cose di calcio, il calcio mi ha slavinato, ucciso. Dopo sono ripartito e adesso diciamo vorrei godermi il percorso, però sì, mi fa piacere appartenere a questo mondo, sono orgoglioso di appartenere a questo mondo. Perché è un mondo comunque che ha dei valori, che è sano e che anche grazie al vostro lavoro avere una visibilità giusta e perciò ringrazio e saluto tutti. Senti Berla, solo una cosa, voglio restare sulla finale, me la passi che però oggi mi è piaciuto più la Virtus Roveredo. Sì, ma allora io riconosco, gliel'ho detto prima, devi anche però capire che ci sono giornate in cui magari l'avversario sta meglio di te o è più sereno di te oppure ha meno da perdere, non lo so. E io ritengo che loro sono partiti molto meglio. E dopo la partita si è equilibrata e nei supplementari però avevano finito la benzina secondo me, e se c'era una squadra che nei supplementari
poteva fare gol con l'occasione di Frank o la situazione, però sì, la squadra è, e auguro tutto bene, anche perché il loro mister per me è un grandissimo, non lo dico, l'ho detto anche prima, l'ho detto anche in campionato, sono stati bravissimi e perciò per me questa vittoria ha ancora più valore. Che effetto fa però in una prima categoria aver visto tutto questo? Allora, io ho avuto la fortuna di fare gli spareggi col Pozzolo per andare su in eccellenza, di fare finali, è sempre bello. Io ho giocato contro Isola Liri, che era tutto lo stadio pieno, oggi sono entrato sorridendo, perché quando vedi queste cose è bello essere protagonista, insomma, dai. Comunque adesso piove, andiamo. Va bene, festa bagnata, festa fortunata, dai. E dopo aver parlato, insomma, di questa impresa, di questo double del Teor, è il momento di vedere gli altri double stagionali. Restiamo a Trieste, parliamo del Costalunga, una società che continua a stupire a suo modo, a raccontarci belle storie. Ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa, ha il capocannoniere l'eterno Matteo Mujesan, protagonista a Palazzolo dello Stella, 0 sconfitte, insomma una stagione davvero da record. Continuiamo allora con le stagioni da record, andiamo in seconda categoria e parliamo del Costalunga. Basta una sola stagione al Costalunga per fare ritorno in prima categoria dopo la retrocessione dello scorso anno, un campionato condotto dall'inizio alla fine per la squadra di mister Gratton, che rischia però di subire l'immediato svantaggio con il Vesna. Antonic ruba palla, Zivanovic traversa a salvare il Costalunga, Lizza il suo diagonale, Manfred si distende e mette in calcio d'angolo dalla parte opposta, Petracci riceve, evita Cosuta e calcia, si immola Puric, poi Mbengue blocca il preludio però al vantaggio del Costalunga. Petracci recupera palla, scambia con Bandiera, penetra in area, evita il diretto avversario e poi con il piattone destro deposita in rete il vantaggio. La festa fra Petracci e Bandiera, dice il merito è tutto di questo ragazzo, l'autore del gol nella ripresa. Montebugnoli direttamente da corner smanaccia Mbengue e il preludio però al raddoppio del Costalunga. La palla penetra in area, scambia proprio con Montebugnoli e poi fa 2-0 con il sinistro, che rivediamo il diagonale perfetto. Fa anche tris immediato il Costalunga, Acic si mette in proprio, conquista di nuovo palla, sembrava averla persa, poi con il piattone destro fa di nuovo gonfiare la rete, punizione di Di Gregorio, Mbengue in angolo. Il Vesna nel finale ci prova, sponda di Kerpan per Vidoni, destro fuori, arriva con Matuchina, la rete della Bandiera del 3-1 nel finale, ma la festa è tutta del Costalunga, che può tornare in prima categoria, vince il girone D di seconda categoria. A Palazzolo dello Stella va in scena Real Castellana Costalunga, finale di Coppa Regione di seconda categoria. Real Castellana, che ha chiuso settimo con 35 punti nel girone A di seconda categoria, parte forte con la giocata strepitosa di Callicu, che rientra sul sinistro e fa partire questa traiettoria perfetta e imprendibile per Nisi. 1-0 per la Real Castellana. Predicano calma i giocatori e mister Cancian, però gioca bene la Real Castellana. Ancora un'occasione con questo diagonale di Tonizzo che non va, ma sul finale di tempo l'errore, il cross di Madotto, l'intervento di Pellegrini con il braccio. Calcio di rigore, dal dischetto va Mujesan e mette in rete 1-1 contro il Costalunga, primo in classifica e mai battuto, 68 punti nel girone D. Bisogna essere perfetti e letali, la Real Castellana non riesce ad essere così. Qua una bella giocata di Appiedu per Tonizzo che non inquadra la porta e allora ecco di nuovo il Costalunga in avanti. Madotto cerca Mujesan che non aggancia, poi il gravissimo errore di Conte che ci mette il braccio su Vasilevic, rigore netto, scelta sciagurata del difensore e Mujesan non sbaglia dal dischetto, fa 2-1, mostra i muscoli, li mostrerà ancora meglio poco dopo quando arriva questo lancio, aggancia con il destro al limite e calcia in porta. Guarda solamente Ciciulla, questo bomber incredibile e infinito che realizza una tripletta, esulta ancora
e mostra i muscoli ancora per questa stagione perfetta da 34 gol, cerca anche un'altra prodezza ma stavolta non va. La squadra pordenonese ritorna all'attacco a piedi per Toccane e alla fine il destro decisivo di Sisto accorcia le distanze, la Real Castellana ma non basta, finisce 3-2, portato in trionfo Muesan, chiude con 0 sconfitte la squadra di Gratton, una stagione perfetta. Il Costalunga centra la doppietta, campionato e Coppa, ovviamente con il suo bomber principe, autore di una tripletta, 34 sono le reti in stagione tra campionato e Coppa, Matteo Muesan. Insomma, cosa dobbiamo dire? Anche oggi una finale vinta contro il Real Castellana, 3-2 contro un ottimo Real Castellana, però voi effettivamente alla fine avevate ancora fame e forse adesso l'appetito è stato saziato. Ma assolutamente, intanto ciao a tutti. No, un anno fantastico a livello di squadra, a livello personale. Sapevamo che oggi affrontavamo comunque una finale, le finali sono partite secche, quindi non conta il cammino fatto durante l'annata. Ci siamo trovati sotto. Però sapevamo della nostra comunque forza, volevamo appunto chiudere la stagione in bellezza da imbattuti sia in campionato che in Coppa e poi dopo aver alzato il trofeo quest'anno in campionato aspettavamo questa finale e adesso ci godiamo la festa. E adesso la grande festa qui in questa bellissima cornice a Palazzolo dello Stella, il campo che ha ospitato questa finale. Come ti sei trovato tu che nonostante i tanti campionati giocati non eri mai stato qui? No, questo campo mi mancava, devo dire, un bellissimo impianto, un bellissimo manto e una bellissima finale perché loro hanno portato un grandissimo pubblico, hanno tantissimi sostenitori, infatti sembrava di essere una partita di quelle importanti, vere, come deve essere poi una finale e soddisfazione a vincere, ripeto, un'annata incredibile. Annata incredibile e quindi ovviamente appuntamento al prossimo anno, lo ribadiamo, non ha intenzione di mollare. Finché sto bene mi sa che non mollo, poi mi mancano ancora questi fatiditi adesso 5 gol per arrivare a 300, mi diverto, vinciamo, sappiamo che l'anno prossimo sarà un campionato molto impegnativo perché sono scese tante compagini forti della promozione, quindi ancora un anno devo farlo. Ho piacere di farlo onestamente. E noi abbiamo piacere di raccontare ancora queste perle che doni al calcio dilettanti e doni anche ai tuoi compagni e ovviamente al mister, quindi anche oggi al di là dei 2 rigori che bisogna sempre segnarli, poi anche quel terzo gol con quello stop a raggirare 2 giocatori a metterla poi nell'angolo, anche lì veramente la classe non è acqua, Matteo. Sì, e oggi mi andava tutto bene, i rigori che giustamente bisogna farli, comunque la squadra li ha presi, sono stati bravi a mettermi in condizione di tirarli, terzo gol di solito li facevo un po' più rapidamente, adesso sono un po' più lento, però dai, scherzi a parte, sono stati 3 bei gol, ripeto, vincere qualsiasi categoria, qualsiasi età è sempre bello, quindi provo delle emozioni, ancora delle gioie che mi fanno andare avanti. Matteo, buona festa e ci vediamo il 14 giugno a Parcotto. Grazie mille, assolutamente, grazie. Abbiamo sentito ovviamente il protagonista di giornata, Matteo Muesan, con una tripletta, abbiamo detto 34 gol stagionali e quindi insomma uno dei grandi protagonisti della finale. Insomma, se effettivamente il Costalunga ha centrato la doppietta in questa stagione, grande merito va al proprio allenatore che abbiamo il piacere di avere qui con noi e subito ci dirà qual è la sua emozione. No, sono contento, è una grande soddisfazione personale ma anche nei confronti di questi ragazzi, soprattutto di chi è rimasto l'anno scorso dopo la retrocessione e quest'anno si è preso penso una bella rivincita. Una bella rivincita al campionato, lo abbiamo già ampiamente descritto, oggi una finale contro una squadra che effettivamente non ha fatto un gran campionato, però ha fatto un grande percorso in questa Coppa, testimonianza anche di una finale comunque combattuta. Sono stati sorprendenti, nel senso che poi una partita secca immaginavamo non fosse una passeggiata, però ci hanno sorpreso, sono stati molto bravi. Dopo è vero che nel calcio contano anche le individualità e penso che oggi se ne è vista una in campo che ha 43 anni, non lo dico ad alta voce perché sennò torna sempre sì, che è dietro di noi. Esatto,
Però ragazzi, ci sono tanti bravi ragazzi quest'anno, tanti bravi vecchi e un giocatore vero. 3 oggi in finale. Chapeau, come verrebbe da dire, no? Quindi però la vittoria è di tutti, compresa la tua. Te l'avevamo chiesto in quel big match vinto con il Turiaco, un po' diciamo la sentenza stagionale per la vittoria del campionato. Te lo richiediamo oggi, il tuo percorso continuerà quindi la prossima stagione con il Costalunga nella categoria superiore. Cosa farà mister Grattò? Non lo so, ma è la verità, nel senso che con il presidente Bracco abbiamo detto che vincevamo questa coppa, festeggiavamo tanto, infatti adesso andrò a bermi una birra enorme. Tornando serio, veramente volevamo portare a termine questa stagione da imbattuti, non era facile e adesso ci siederemo, berremo qualcosa insieme, parleremo e faremo le valutazioni che dobbiamo fare, ma veramente non lo so. No, anche perché un mister così giovane come te, ma con tanta esperienza, dopo davvero una doppietta del genere, voglio dire, è tanto anche desiderato dalle altre società, quindi il presidente Bracco deve stare attento. Ma no, è anche vero che per fare bene devi essere messo nelle condizioni di fare bene. Sotto questo punto di vista Andy, che è il vicepresidente, Anna Maria, la presidentessa, e Davide ti lasciano veramente la libertà di fare tanto ed è la loro forza, e quindi nel bene e nel male loro ti danno tanta libertà. Ovviamente anche questa è una responsabilità, però un ambiente dove essere così libero di provare, di sbagliare non è facile da trovare, quindi sarà un discorso molto serio da fare insieme. Oltre che alla mia famiglia, perché oggi è a lavorare al mio posto, perciò io sono qui, che mi dà una grossa mano in tutto. Questa coppa è dedicata alla fine al nostro capitano, che è Bonetti, che ha viaggiato tanto insieme a me, vedremo anche lui cosa vorrà fare, però è un ragazzo che ha dato un esempio come comportamento, come presenza in tutti questi 3 anni al Costalunga e prima insieme dove eravamo a San Giovanni, che va citato. C'è una particolarità che ha contraddistinto la nostra stagione, quella di aver seguito il calcio dilettanti in tutte le categorie. Questa seconda parte, sono partito dalla Serie D e chiudo in terza categoria. Chiudo dicendo che abbiamo cercato davvero di raccontare con un'immagine tutte le squadre che hanno vinto i campionati, tutte le squadre che lottavano per un titolo, e il Montereale in questo caso lo abbiamo raccontato. Pensate, eravamo anche all'ultima partita, quella della matematica, che ha vinto, ma devo dire che lì non ci sono state tante esultanze. Forse perché insomma il Montereale aveva capito col Cavolano, partita che vi riproponiamo, che avrebbe vinto quel campionato di terza categoria Girone A. Parliamo del Montereale perché è un'altra delle squadre che ha fatto la doppietta, ha vinto il campionato, lo ha capito col Cavolano, ma poi ha vinto anche la Coppa di categoria, e allora rivediamo questi momenti decisivi. Terza categoria Girone A, Cavolano secondo, Montereale primo a +3, e scontro decisivo per il campionato. Attacca il Cavolano, il calcio di punizione, l'uscita vuota del portiere, Toffoli, calcia in porta, Marson è decisivo. Attacca il Montereale, Francesco Tomè impegna Furlan sotto la curva del Cavolano, con tanti bambini presenti, a dimostrazione del settore giovanile ricco di questa squadra rossonera. Poi Mattia Tome nella ripresa non inquadra la porta, e Tomè invece a mettere l'accento sulla partita con un assist bellissimo per Pierro, 19° gol per il Bomber, 1-0 e la rete decisiva. Rivediamo il destro ad anticipare Furlan. Ecco l'esultanza del Montereale, ci prova ancora Marson su punizione, e attento Furlan, il Cavolano non ci sta, pallone in area per Vendrame che non riesce ad anticipare Mognol. L'esultanza della capolista che va +6 con una giornata in meno, il campionato ormai sembra proprio archiviato. A Sesto Bagnarola va in scena la finale di terza categoria, è una questione tra la capolista del girone A Montereale con 65 punti e lo Zoppola che è quinto a 41. Non sarà una finale scontata, grande equilibrio. Montereale ci prova di testa con Marson, poi ancora la capolista in area di rigore con Tomè che cade a terra, si può giocare, alla fine mette in angolo Furlanetto dalla distanza
distanza, ci prova Cappella, attento Armelin, altro calcio d'angolo, stavolta di testa, fuori, ci prova Rabachin. Secondo tempo, grande occasione, palla bellissima di Marcello Roman per Tomè che mette fuori, allora ecco lo Zoppola che comincia a reagire, lo fa con Davide Martin, la parata. Attenzione al Montereale, Armelin respinge la conclusione di Giovanni Roman, poi Marcello Roman trova l'opposizione della difesa e alla fine Crovato fuori. Rivediamo Roman respinta e ancora Crovato fuori di pochissimo. Ma attenzione allo Zoppola, che occasione, l'errore di Crovato che lancia praticamente Pulito che non ne approfitta. Occasionissima nei supplementari invece per Brunetta, il suo pallonetto di destro finisce fuori. L'ultima giocata, Zilli aggancia ma poi non riesce a concludere, si va ai rigori, Zilli viene fermato da Mognol, grande protagonista della sequenza dei rigori. Tomè non sbaglia invece Furlanetto, ancora Mognol decisivo, para 2 rigori. Non sbaglia dal dischetto Carlon, va in rete, Chiavacci, ancora perfetto il Montereale con Canderan, tiene vive le speranze dello Zoppola Davide Martin e alla fine Marson mette in rete il gol che fa esultare il Montereale. Dopo lo 0-0 tra 90 minuti regolamentari e supplementari trionfa ai rigori la capolista, tutti ad abbracciare Mognol, finisce 4-2 ai tiri di rigore, la Coppa va a Montereale. E adesso siamo ai saluti, insomma parto dal presidente del comitato regionale Hermes Canciani, poi sentiremo Abete e il governatore Fedriga per chiudere questa bellissima serata. Sì, sono molto soddisfatto, era un atto dovuto nei confronti di una squadra che ci ha regalato un sogno e che ha dimostrato ancora una volta che nella botte piccola c'è il vino buono. Una regione piccola come la nostra che è riuscita a sfornare 3 rappresentative, Under 15, Under 17 e Under 19, che non hanno perso una gara durante il torneo delle regioni e che addirittura sono riusciti a vincerlo contro delle corazzate che potevano essere la Campania, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto stesso, e quindi sono orgoglioso di rappresentare questo mondo e sono veramente molto in debito nei confronti dei presidenti, degli allenatori, della società per il grande lavoro che settimanalmente fanno. Abbiamo chiuso, insomma abbiamo realizzato questa puntata dicendo vi andiamo a raccontare le emozioni di una stagione, perché partendo da questo evento, Presidente Canciani, abbiamo fatto un po' il punto in quelli che sono stati tanti momenti emozionanti. Il calcio dilettante insomma racconta tante emozioni. E negli ultimi tempi devo dire che queste emozioni sono aumentate perché ad esempio sabato mattina ero sul campo di un campo a Trieste, del Triestina Victory, dove c'era un gruppo di ragazzi che purtroppo non possono giocare a calcio perché hanno dei problemi, soprattutto cognitivi, e hanno fatto un bellissimo torneo fra normodotati e questo. Ieri sera, in occasione appunto di un evento a Udine, c'è stato anche questo nuovo esperimento del Calskin, che andremo a fare come dipartimento sociale. Il calcio deve essere inclusione, l'ha detto il Presidente, quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di cimentarsi e di stare assieme, nessuno deve rimanere indietro. Per quanto riguarda invece il campionato o l'attività, devo dire che mai come quest'anno è stato un campionato particolarmente combattuto, quello dell'eccellenza. Nella promozione con questo grande numero di retrocessioni c'è stata battaglia fino alla fine, addirittura con uno spareggio, e anche nelle categorie inferiori, nonostante la superiorità di qualche società, devo dire che è stato un bel campionato. Ci auguriamo che a partire dal prossimo anno l'asticella sia ancora un po' più alzata e che ci sia la possibilità di vedere veramente del bel gioco e delle belle partite. Peruzzo emblema di un movimento, la storia del calcio dilettanti, no? Possiamo dire. Sicuramente sì, è una persona che ha dato la sua vita per il calcio, ha rivinto un'altra volta il campionato, l'ho visto stasera particolarmente commosso e provato. Noi l'augurio che facciamo non è altro quello che il prossimo anno che possa allestire una squadra per poter ben figurare in quello che potrà essere il campionato di Serie D, che come sappiamo tutti è un campionato particolarmente difficile e particolarmente complesso. E noi ci ritroviamo per raccontare queste emozioni che con il Presidente Hermes Canciani il 14 giugno a Percotto. Grazie, ci saremo.
Presidente Giancarlo Abete, insomma il Friuli Venezia Giulia ha voluto mettere in mostra quella Coppa del Torneo delle Regioni. Ecco, voi organizzate il Torneo delle Regioni, poi è bello vedere come le singole regioni reagiscono a questa iniziativa. Sì, è bello vedere questa competizione fra territori. I territori sono in qualche modo il sale della Lega Nazionale Dilettanti, la dimensione reale della Lega Dilettanti, quindi il confronto fra i territori significa anche confronto tra sensibilità, culture, esperienze, storie diverse, ma soprattutto un momento di confronto non solo tecnico, perché poi si vede l'attività svolta, il lavoro fatto sulla valorizzazione dei giovani, ma anche una dimensione di amicizia tra i ragazzi e le ragazze che partecipano al torneo, quindi un momento di crescita anche da un punto di vista personale e di comunità. Presidente, una domanda un po' spigolosa e difficile andare a dare risposte troppo complete, però vorrei da lei un accenno almeno. Perché lasciare ai singoli comitati, visto che stiamo parlando di giovani del torneo delle regioni, la scelta dell'uso dei fuoriquota, regola che avete voluto a livello politico da molti anni e adesso piano piano un po' si sta cambiando l'idea di gestione? Perché questa scelta? È stata in qualche modo una conseguenza o comunque una scelta presa in sede di direttivo e quindi non apicale ma condivisa con i comitati regionali. Il nostro direttivo è fatto dai presidenti dei comitati regionali, perché con la riforma dell'ordinamento sportivo e il decreto 36 è cambiato il mondo, nel senso che tutta la struttura collegata al vincolo, alla possibilità di fare una programmazione pluriennale è venuta meno e quindi c'era più difficoltà da parte delle società di fare una programmazione a medio periodo. E allora noi abbiamo ritenuto naturalmente, dato che ci sono anche situazioni demografiche diverse all'interno del territorio italiano, di responsabilizzare i singoli comitati su delle scelte. La gran parte dei comitati ha comunque mantenuto la presenza dei giovani, però naturalmente abbiamo voluto che i singoli comitati leggessero e interpretassero quelle che erano le volontà che venivano espresse dalla base societaria. E chiudo con una battuta, presidente della Lega Nazionale Dilettanti ma con un importante passato, no? Nel calcio italiano a livello federale da ex presidente. La famiglia Pozzo è vicina al closing, vedremo cosa accadrà. Che cosa ha pensato quando è uscita questa notizia? Ovviamente sto seguendo questa situazione, naturalmente non sono a conoscenza di stati di avanzamento particolari, chiaramente qualora questo avvenisse, ogni volta che un imprenditore italiano coinvolge legittimamente anche fondi internazionali, un po' di dispiacere rimane. Tutti quanti noi naturalmente capiamo come si evolve il calcio a livello di Serie A e vediamo che crescono le proprietà straniere all'interno della Serie A. È un fatto fisiologico, tutti quanti noi spereremmo magari di avere ancora i Berlusconi, i Moratti, i Sensi, ma ci abbiamo ancora tanti, Bozzo, De Laurentiis, naturalmente Lotito e tanti altri, ma a maggior ragione questo dà il senso che poi la base deve rimanere forte, perché se pensiamo che poi molti club di Serie A, oggi sono già la maggioranza dei club di Serie A è in mano a proprietà straniere, dobbiamo tenerci buona la dimensione dell'impegno professionale e imprenditoriale all'interno delle categorie come il mondo dilettantistico. Grazie Presidente. Grazie. E chiudiamo questa bellissima serata a Trieste con il governatore Massimiliano Fedriga. Le chiedo innanzitutto come vive il calcio dilettanti, qual è il suo pensiero legato al calcio dilettanti, perché non gliel'ho mai chiesto, sono curioso. Cosa pensa di questo movimento? No, intanto io ho fatto i complimenti non soltanto per la vittoria, ma per quello che il calcio dilettanti, e devo dire tutto lo sport dilettanti, promuove sul nostro territorio, ovvero dei valori, che sono i valori del sacrificio, del saper lavorare con gli altri e per gli altri, del saper vincere anche fortunatamente, però dico sono tutti valori che non formano lo sportivo ma formano il cittadino e quindi è fondamentale la promozione dello sport, i valori dello sport e per quello sono orgoglioso che io sono Friuli Venezia Giulia possa essere sulle maglie di questi ragazzi. Eh sì, è stato un bel messaggio che ha funzionato
a parte che funziona benissimo in tanti ambiti, però è stato bello vederlo legato alla maglia della regione in ambito dilettantistico, no? Ma sono contento perché poi mi hanno dato notizia che questo campionato, come avete detto, si è svolto in Sicilia, questo torneo, e tutti chiedevano le maglie del Friuli Venezia Giulia. Io sono Friuli Venezia Giulia, eravamo l'unica rappresentanza regionale con presente il marchio della regione sulla maglia, e ha fatto un grande successo, quindi abbiamo promosso il nostro territorio e valorizzato quello che è la nostra regione. Faccio una battuta, se me la permette. Canciani è già al terzo mandato, cosa pensa di questo presidente? Come sai, io sono favorevole ai 3 mandati, quindi vale per tutti. E adesso di la battuta, insomma, un grande lavoro anche da parte del presidente Canciani da tanti anni. Cosa pensa anche del suo operato? Beh, la testimonianza per esempio è questa vittoria, ma non solo. Noi 2 anni fa siamo arrivati in finale, abbiamo l'8º titolo e siamo una regione da 1.200.000 abitanti. Vuol dire, noi abbiamo battuto la Lombardia che ha 10 milioni di abitanti, quindi banalmente, semplicemente la capacità di scelta della rappresentativa e della selezione è molto più ampia. Vuol dire che le nostre società stanno lavorando bene, che la FIGC regionale sta lavorando bene e i risultati arrivano grazie a un lavoro di squadra serio. E allora noi dobbiamo salutarci così con il presidente Faidriga, perché io le devo chiedere cosa fa il 14 giugno. Non lo so ancora, cosa dovrei fare il 14 allora, giugno? Io so cosa faccio il 31 maggio, cioè guardo la finale di Champions. Ah sì? Ti fa Inter? Ovviamente. Allora, il 14 giugno, 15ª edizione della festa del calcio dilettanti. Noi siamo stati a Villa Manin, in Piazza Grande a Palmanova, a Cormons in teatro, abbiamo fatto tante cose. Questa volta siamo per il 2º anno consecutivo in Villa Frattina Caiselli. Quindi, Presidente, io lo invito ufficialmente. Adesso se me lo fa poi qua devo venire per forza, così vi invito. Ho fatto apposta. Grazie. Quindi, a parte tutto, noi la invitiamo, è un momento in cui premiamo tutte le realtà del calcio dilettanti. TV12 ogni giorno ha raccontato il calcio dilettanti con migliaia di gol. È un bel momento per vedere questo movimento insieme. La sua presenza ci onorerebbe. Avete raccontato benissimo anche la Serie A quest'anno, devo dire, che è andata bene, non è stata come l'altro anno che ho sofferto fino all'ultimo con il rischio di retrocessione, quindi... Presidente, se ce la fa, l'aspettiamo. Grazie mille dell'invito e in bocca al lupo e buon lavoro. Non si sbilancia, ma voi non potete mancare. Cosa fate il 14 giugno? Vi aspetto a Percotto. Buona serata. Cosa farai il 14 giugno? 14 giugno. Cos'è il 14 giugno? 14 giugno non lo so, hai qualche invito da farmi? Non mi viene niente in mente. Concerto di Cremonini a Lignano. No. Ah, c'è il torneo a Montreale? Il 14 giugno? Il 10 maggio vuoi dire? O il 14 giugno? Cosa c'è? Il 14 giugno. Cosa c'è il 14 giugno? Il 14 giugno c'è un super torneo a Montreale che... Va bene, ma a noi francamente non interessa. Noi abbiamo la festa dei dilettanti a Percotto. E allora vediamo. In quel caso lì ti toccherebbe rivendere il biglietto. E in caso rivenderemo il biglietto. No, avevamo la festa di squadra. Ma quest'anno però non ci sarà. No, ci sarà un altro giorno perché veniamo alla festa dilettanti il 14, no? La spostiamo. La spostiamo. La spostate? Certo. 14 giugno, tanta festa, come fai a saperlo? I dilettanti. La festa? La festa dei dilettanti. Sì, sai dove verrà fatta ovviamente? Non ho idea. Come no? A Percotto, ovviamente. Il 14 giugno venite in casa nostra, casa mia, quindi ci vediamo là a bere una birra. Quindi verrai? Tocca. Il 14 giugno assolutamente alla festa dei dilettanti a Villa Caselli Percotto. E per fortuna per il 2º anno di fila ce l'avremo in casa. 14 giugno tutti a Percotto. Fabio Bondetti, quindi l'abbiamo capito cosa fare il 14 giugno? Tutti a Percotto per il secondo anno consecutivo. Non c'è Cremonini l'8 giugno? C'è Cremonini. Tutte, allora, spieghiamo. C'è l'8 giugno Cremonini. Facciamo vedere un po' di immagini. Villa Frattina Caiselli. Grazie alla collaborazione con l'191 che sono splendidi. Ci saranno le premiazioni a tutte le squadre che hanno vinto i campionati. Chi vuole venire, perché magari qualcuno non vuole venire. Tutte le squadre che hanno vinto i campionati. Premiate dall'eccellenza alla terza categoria, premio speciale per la Serie D, premio per i bomber, i migliori giocatori, allenatore, squadra, gol e parata, aggiungeremo anche il portiere. Queste sono le immagini della passata stagione, è stato un momento bellissimo. Fabio Bondetti, l'191 ancora insieme con noi, io ti ringrazio pubblicamente, l'anno scorso siete stati splendidi, che significato ha questa serata? Raccontalo tu alle società dei dilettanti. Ma una serata che racchiude l'annata del calcio FVG
L'anno scorso, grazie anche al tempo, è venuta nei migliori dei modi, grazie anche alla collaborazione con te e con tutto il tuo staff. Siamo in questo bel parco Villa Fratina Caselli, dove durante l'anno vengono fatte varie manifestazioni, ma in particolare appunto questa l'anno scorso, grazie anche al patrocinio del comune di Pavia di Udine, è stata svolta insomma nei migliori dei modi.